1 su 100 ce la fa. Secondo i dati resi noti dallo SPI-CGIL, infatti, solo un anziano in difficoltà economiche ogni 100, in Veneto, è riuscito per ora ad accedere all'aumento delle pensioni minime, attualmente di poco superiori ai 500 euro mensili. Le norme, i requisiti stringenti e ferrei, secondo l'osservatorio del sindacato, stanno rendendo pressoché inutile questa misura antipovertà, tanto che secondo le prime stime effettuate elaborando i dati dell'INPS e quelli provenienti dal sistema servizi della CGIL regionale, attualmente solo poco più di 4.000 pensionati veneti, meno dell'1% dei 407.000 over 67 con assegni inferiori ai 780 euro mensili, hanno richiesto la pensione di cittadinanza avendone i requisiti. La pensione di cittadinanza non è un aumento delle pensioni minime, è un contributo che si affianca alla pensione minima e che quindi non va a toccare le pensioni, ma solamente attraverso la carta di cittadinanza oppure sul conto corrente verrà dato questo contributo di contrasto alla povertà. Quindi i pensionati che riusciranno, nonostante tutte queste limitazioni, riusciranno ad avere questo contributo, non si ritroveranno l'aumento delle pensioni. Severissima la conclusione cui sono giunti allo SPI del Veneto. I limiti per ottenere la cosiddetta pensione di cittadinanza sono così variegati e rigorosi da far bollare il provvedimento con il titolo di un vecchio programma televisivo di intrattenimento, Il Grande Bluff.